Dimmi che non sono solo dei pensieri strani, e in questo caso i pensieri strani per l'Olimpia Regium sono il traguardo impensabile ad inizio stagione dei playoff. Di fronte alla compagine reggiana arriva un Pordenone a cui manca un solo punto per la matematica salvezza. Comincia Olimpia Regium Pordenone, ancora per Minatel, Mancino si sposta il pallone sul Mancino, lo interrompe qui Mazzariolo, poi tocco sotto di Edigno che davanti a Vascello sigla l'1-0 per l'Olimpia Regium dopo poco più di 30 secondi. Il capitano Edigno porta in vantaggio la formazione di casa con un tocco sotto lieve. Edigno in verticale per Valtin, controllo splendido, tocco dentro per Ruggero, azione strepitosa dell'Olimpia Regium. Mazzariol dentro, Valtin l'1-2 con Edigno, Mazzariol dentro e Ruggero questa volta non sbaglia. 608 in carriera per il killer con la maglia dell'Olimpia Regium. Minatel cerca e trova Stendler, ancora all'1-2 con il numero 10, messo giù da Vissotto, non c'è fallo questa volta per il direttore di gara. Griselli, palla dentro, splendida per Minatel ed è strepitosa la chiusura di Mereu. Chiusura regolare da parte di Mereu, si lamenta la panchina del Pordenone, ma c'è Fation chiuso e ora contropiede, un 2 contro 1 con Griselli, Griselli dentro e Martino Piccioni salva su Zanolin. Koren posta il pallone sul destro, Piccioni la vede all'ultimo, ci mette le manone in stile Bagger. Langella cercato, trovato, incrocia col Mancino, col capolavoro da parte di Langella, accorcia le distanze il Pordenone. Tanto a te per la punizione. Palla dentro della Bianca, pallone che incredibilmente non varca la linea di porta e altri falli. Edigno, contropiede letale dell'Olimpia Regium che con Ruggero trova il gol del 3-1, imbeccato nuovamente da Edigno. Nuovo Paolo Mazzarioli, intanto Zanolin, Piccioni la recupera Fation, è solo Fation, calcia addosso a Vascello, è intercettato da Langella che si prepara, Mancino calcia, Piccioni allontana e poi calcia Calderone colpendo la base del palo. Sulla posizione c'è Ruggero e Fation, si allontana Fation, va Ruggero addosso a Vascello che è bravo a ripetersi, poteva anche andare alla conclusione Gio Paolo Mazzariol che poi colpisce il pallone con la mano e viene espulso Cristian Margini, doppia ammonizione. C'è Stendler, conta i passi Stendler, calcia la deviazione di Martin Palomas, Piccioni, comincia la ripresa. Edigno va via centralmente, Edigno dentro, Mazzarioli, Edigno splendido, lo scambio sempre con noi e nei nostri cuori. Dato quei Piccioni, salva sul sinistro di Koren, il lancio per Vissotto, allontana la difesa del Pordenone, ci prova Valtin, Zanolin, Piccioni, la Mestre Fenice delle D. Tanto qui grande giocata di Minatel a liberare Stendler sul punto di battuta, si allontanano tutti, va Koren, destro Piccioni, va via Fation, destro Piccioni, magari in contropiede attendere un errore del Pordenone come in questa circostanza. Mazzariol solo, Vissotto, pallone che era entrato proprio di quello Olimpia Regium che dovrà cercare di mantenere intanto qui il palo e ora Minatel, Mazzariol è arrivata al sesto fallo e ora Stendler la riapre.
Tanto qui Vissotto è solo Vissotto e annullate anche questo. 4-2 con Fabrizio Vissotto, che questa volta non può vedersi annullare un gol fatto. Ha lasciato il succo, intanto qui Valtin colpisce un palo. Va via Stendler, Piccioni questa volta non si fa sorprendere sul primo palo. Riparte il Pordenone, l'Angela va via sul mancino. Piccioni, lancio che diventa un tiro insidioso. Minatel, punta, dentro, Grinzelli non inquadra lo specchio della porta e ora Piccioni della Bianca gira il pallone. La formazione friulana, Minatel è solo! Sinistro, deviazione di Valtin che inganna Martino Piccioni, il Pordenone a 1-12. Trova la rete del 4-3. Dentro Minatel è solo, Grinzelli, Minatel, Piccioni! 15 secondi, Koren dentro, allontana Ruggero che la piazza e l'MLM sigla la rete del 5-3 che chiude il match, si porta a casa il pallone, il killer Ruggero. Tanto qui Ruggero ci prova ancora, ma è terminata la partita, non arriva il poker di Ruggero. Termina, triplice fischio, sirena all'Arena Sport, Olimpia Regium 5, Pordenone 3.